Voglio, buongiorno, dalla trattoria più romantica di Napoli. Oggi vi preparo, come si diceva una volta, un mangiare scurnacchiato. La carne a pizzaiolo, voglio. Voglio, ma vi spiego perché si chiama un mangiare scurnacchiato. Perché all'epoca le mogli, cose, facevano poco tardi, che mi sa fare, a pizzaiolo, perché si fa presto. E perciò la chiamavano la carne di scurnacchiato, chissà qua. Che facevano le mogli, non so, facevano tardi, venivano a fare il servizio, che mi sa fare presto a pizzaiolo. E se l'uomo non ha tutti quanti, poveri di. Voglio un like. Voglio, abbiamo avuto la carne, che viene staccata vicino alla russa, napolitanamente, sapete come si chiama questo? A docile, è proprio che la carne proprio fa, proprio capite a me. Eccola qua. Non è presentabile, però io burro un po' questa qua. Voglio, questo si fa presto, perciò si chiama la carne, che mi sa fare, eccola qua. Guardate come si fa presto, guardate a me, è sottoce. Guarda, mancamo la fresca, che su qua per fare presso, guardate come si fa, e ne è uno. Poi si mette un pizzo e sale, sta qua. L'origano, perché non c'è da mangiare, sta qua, e poi l'ultima tutto, un po' di basilico, lavate, sciacquate, eccolo qua. Guarda, 4 minuti è pronto la carne da pizzaiolo. Poi ci fate vedere, ovvero forse ricevono ecco, non lo so, però se mangiava buono che chi sia un bello bravo, io me la mangiate pure, io non lo so. Poi mentre la carne si sta preparando, andiamo a pigliare pure un bello pezzo di pane. Ora, poi di dopo di una raffaticata, se la mangiava pure all'etta, poi non sapeva niente. Guardate qua. Eccola qua. E io burro sta carne. Che si sfilacci. Guardate qua, voglio. E che soddisfazione quando si mangiava, era proprio pure più saporito. Guarda, è cammarello, mamma mia, volta santa. Guardate qua, oh, mamma. Guarda fuoco. Poi sì, guarda, a saluta vostra, guarda, non so, mo faccio sapere. Ho vero che non scunacchiato, però si mangiava buono, a essere sincero.